Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Giuseppe Alaimo, Consiglio Comunale straordinario e aperto sull'emergenza idrica in città, convocato dal Presidente, il professor Mimmo Licata. Tantissima gente che grida sia fuori che dentro l'aula, siamo senza acqua. Nonostante il sindaco ha sbloccato il servizio delle autobotti, per quale motivo siamo tutti senza acqua? Allora, il motivo perché siamo senza acqua, perché non basta, il sindaco di Ravanusa l'altro giorno si è preso la responsabilità, ha fatto un'ordinanza e ha sbloccato le autobotti, sia quelle convenzionate con AICA, sia quelle non convenzionate, perché i cittadini di Canicattì devono essere sempre cittadini di serie B. Noi non possiamo tollerare queste cose, il problema dell'acqua è un problema di tutti, anche di noi che facciamo parte del Consiglio Comunale. Io a casa ho due bimbe piccole di 3 mesi e mezzo e ieri sono andate a lavare da mia nonna. Questa è la verità, quindi non è che tutti hanno il contratto, si deve avere del tempo e non si possono obbligare i cittadini ad avere un contratto con AICA, perché una famiglia media che guadagna 1.300 euro come fa ad avere un contratto con AICA che costa 5.000 euro l'anno e non ti mandano nemmeno l'acqua? È insostenibile, quindi dico, se aspettavamo che il sindaco e l'amministrazione era presente, ma non c'è nessuno presente, né il sindaco né l'amministrazione. Non c'è AICA, non c'è il prefetto, ma anche noi che per esempio abbiamo il contratto con AICA, telefoniamo a un autobottista autorizzato, non rispondono mai al telefono, perché? Proprio per questo dico che il servizio è inefficiente e non possiamo obbligare i cittadini ad avere un contratto. L'acqua deve essere pubblica per tutti, ci sono delle autobotti e devono lavorare intanto perché devono garantire l'acqua alla città, perché c'è un problema igienico-sanitario, un problema idrico e non si può scherzare con la salute dei cittadini. Se oggi non usciamo qui noi con una soluzione, io inviterò anche i cittadini ad fare un presidio in questo Consiglio Comunale. Io stasera sono costretto e sono anche disponibile a dormire qua stanotte, perché il sindaco e l'amministrazione dovevano essere presenti oggi qua, dovevano dare delle risposte, no che non si presentano. Quindi con 40 gradi, questa emergenza idrica, la gente esasperata, le attività al collasso perché non possono lavorare, né parrucchieri, né bar, né ristoranti, né panifici, pizzerie, chiunque. I campi estivi per i bambini, le piscine, insomma rischiano tutti di chiudere. Noi siamo esasperati che non ci possiamo lavare e non possiamo neanche attaccare la lavatrice. Con questa temperatura la soluzione qual è? Che si torni al passato, lavorino tutti gli autobottisti, sia quelli autorizzati che quelli non autorizzati, in attesa che si mettano in regola? Io spero che il sindaco si ravveda e faccia subito un'ordinanza per fare lavorare, ma non domani, ora, questa sera stesso. Gli autobottisti devono garantire il servizio idrico alla città, ma giustamente se non sono autorizzati non lo possono fare, non possono garantirlo. Spero che il sindaco o qualcuno dell'amministrazione comunale firmi questa ordinanza. Se fosse dipeso da me oggi, dipenderebbe da me come vicepresidente del Consiglio Comunale, io firmerei quell'ordinanza a qualsiasi costo e con qualsiasi conseguenza me ne potrei trarre, perché quando la mia città è in ginocchio io sono in ginocchio e sto male a vedere i miei cittadini anziani con bambini disabili a casa. Io non lo posso tollerare, sono costretto, lo ripeto stasera, anche a dormire qua dentro insieme a qualche altro. E sentiamo adesso un cittadino, Luigi Di Franco. La situazione ormai è esasperante, lo dico anche io da cittadina. Guardi, è un momento critico, Canicattì non ha mai attraversato una situazione di questo genere. Quando ci sono queste calamità, perché si tratta di una calamità naturale, la siccità è una di queste, sia nell'eccesso di quando piove e sia di quando questa purtroppo manca. Quindi io dico semplicemente una cosa, in un momento di questo io mi rivolgo alle istituzioni, alle forze dell'ordine, a tutti quanti, di adoperare il buonsenso. L'acqua manca e bisogna far sì che arrivi e che i cittadini possano adempiere alle necessità quotidiane. Quindi io dico di chiudere un occhio, di lasciare gli autobottisti, di rifornire le persone, di rifornire tutti gli enti che hanno di bisogno, dagli ospedali, dalle case di cura, dalle case di riposo, dai problemi di quelli che hanno gli handicap, che hanno necessità. I cittadini davanti al comune, questa è l'esasperazione per essere tutti senza acqua in piena estate con 40 gradi. Come si vive così? Non ne posso più, signora. Per tutti. L'acqua, non puoi vivere senza acqua, assolutissimamente. Non posso manco parlare perché ci ho gridato tanto là sopra io. Lei ha un'attività? Sì, io ho un'attività, una pizzeria e oggi siamo chiusi a causa della mancanza d'acqua, le autobotti ferme e io ai miei figli cosa dico? Oggi non si mangia? Dobbiamo risolvere al più presto, non si può stare nel 2024 così senza acqua, il nord l'acqua non manca mai e noi qua siamo sempre senza, sembriamo in Africa.
Anche lei ha lo stesso problema di molti che pur chiamando gli autobottisti autorizzati nessuno risponde a telefono? Anche se rispondono dicono che non possono venire perché rischiano anche delle grosse sanzioni e quindi nessuno porta l'acqua, anche a pagarla stracara, ma non viene nessuno. E questo quindi il punto, non si parla di autorizzati o non autorizzati, qua si parla che nessuno porta l'acqua, siamo anche disposti a pagarla di più, ma l'acqua non la portano. Esattamente, ci costringono a stare chiusi, a non lavorare e a non guadagnare nulla, anzi ogni giorno che siamo chiusi perdiamo soldi e rimaniamo proprio con le tasche vuote, senza poter risolvere nulla. Il sindaco nemmeno si presenta, non è nemmeno presente al comune, è una vergogna.